Partita brutta, partita obiettivamente brutta che nell'intento all'inizio era riuscita, ma c'è un gap insormontabile a livello di qualità dei giocatori e oggi si è dimostrato palesemente in campo. Comincio col dire che perderla così un po' fa male perché secondo me è indiscutibile il fatto che sicuramente il Cagliari non l'ha meritata, cioè non avrebbe meritato la vittoria. E su questo penso possiamo essere d'accordo, magari non in tutti, ma in molti. Però così fa male, nel senso il primo gol era evitabilissimo perché Scuffè l'aveva assolutamente parata, però lì il problema sovviene quando tu lasci saltare Osimhen da solo, quando tecnicamente è marcato da due giocatori, che se non erro erano Obert e Dossena. Lì c'è un problema di base, perché è riuscito ad andare a saltare da solo quando c'erano due giocatori su di lui? Mi sembra una cosa un po' assurda. Sul secondo gol, come è stato possibile che Osimhen ha giocheggiato così tranquillamente nella nostra area di difesa? Anche quello ha dell'assurdo. E poi il gol di Kvara dove ha messo tutta la potenza e 0% di precisione. Lì la dea bendata gli ha fatto prendere il palo, entra in porta, un po' così come il primo gol. Lì noi ci possiamo fare ben poco. Però non è intanto nel subire gol, ma nel come li siamo andati a subire. Sta di fatto che questa la ritengo una prestazione molto più inferiore a quella del Sassuolo. Con tutto che, nonostante la vittoria, anche quella contro il Sassuolo lasciava molto molto a desiderare. Ma questa non mi è piaciuta per niente. Anche perché il tipo di partita mi è sembrata stranamente rabbiosa, senza nessun motivo logico, perché non c'erano fattori scatenanti, tralasciando la storica rivalità, che tra l'altro è più sentita da noi che da loro. Tralasciando la storica rivalità, non c'erano presupposti per cui la partita dovesse diventare così nervosa. È stata una partita brutta, una partita che ci ha visto perdere 2-1 soltanto per un miracolo, perché secondo me quello di Osimhen su Dossena sicuro era fuori gioco, ma non c'era fallo. Quindi io non riesco a capire come possa essere stato annullato per fuorigioco quel gol quando ci danno cose a mio favore, lo dico, anche se diciamo che è andata a nostro favore questa cosa, si può dire, perché tanto avremmo perso a prescindere. Però non capisco perché è stato annullato quel gol quando secondo me era assolutamente regolare, ma tralasciando tutto, quel gol è partito da un errore di De Jong. Io De Jong mi sono reso conto che era sceso in campo quando l'ho visto che entrava e lì, vabbè. Ma per tutto il resto della partita non l'ho visto fino a quel momento. Ha regalato un pallone a loro. Cioè, chi mi conosce sa quanto io apprezzi De Iola. Umanamente, non a livello di giocatore. Umanamente, lo apprezzo tantissimo. Forse è il giocatore nel Cagliari che apprezzo di più. Ma oggi non era una partita da De Iola. Oggi abbiamo capito come non solo i cross possono esserci utili, perché tralasciando l'ultima incornata di Dossena, che poteva andare a finire bene, però purtroppo non è stato così. Oggi ci siamo resi concretamente due volte, anzi tre volte pericolose. Due con un contropiede e una con un pressing sul primo portatore di palla nella loro ripartenza. E io dico, se abbiamo queste potenzialità che sappiamo sfruttare anche contro squadre come il Napoli, perché non lo facciamo in tutte le altre partite? Sarebbe stato, cioè sarebbe un'idea abbastanza logica, però così non succede. Io che vedevo di? O perlomeno questo è quello che ho visto io. Io sono curioso di sapere voi cosa ne pensate. Tra l'altro,
Perdonatemi, ma risponderò presto ai commenti sotto il video del... Scusate, di Cagliari Sassuolo. Non, li ho visti, ma non ho ancora avuto modo di rispondere. Lo farò il prima possibile. Perdonatemi anche per la condizione influenzale, simile influenzale. E ragazzi, secondo me la squadra c'è, le potenzialità ci sono. Eh, so che per molti non è da tifosi dire sono queste le partite che si possono perdere e io capisco chi ragiona così perché sono il primo a ragionare così, però effettivamente uscire a mani vuote dal Diego Armando Maradona, ex San Paolo, non mi lascia così tanto amareggiato. Mi sarei aspettato un qualcosa in più dalla prestazione? Sì, però ci può stare, mettiamola così. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!